Risparmia con il sole da Porrà Energia. L'impianto solare termico da 300 litri è tuo a soli €790 chiavi in mano. Fornitura e montaggio inclusi nel prezzo. Richiedi il sopralluogo gratuito a Porrà Energia. Zona industriale Baccasara Tortolì. Infoline 328 137 89 39. Anche WhatsApp. Sei un allevatore o lavori in agricoltura? Coldiretti Nuoro Ogliastra ti ricorda che sono in fase di predisposizione le domande premio PAC 2025. Coldiretti è al tuo fianco per tutte le informazioni e la predisposizione della presa dati per le domande. Coldiretti Nuoro Ogliastra. Ti aspettiamo nelle sedi di Lanusei in Viale Marconi e a Ierzu in Corso Umberto. Ogni volta che entro qui so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E quando mi riempi di offerte, allora sì che mi sento il carrello migliore del mondo. In offerta mozzarella arborea 3 per 100 grammi a €1,99. Tonno all'olio d'oliva Nostromo 6 per 60 grammi a €3,99. Passata di pomodoro classica Santa Rosa 700 grammi a 99 centesimi. Olio extravergine d'oliva Monini 1 litro a €5,99. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. Eurospar, via Bertulotto 2, Tortolì. Tutti i giorni, orario continuato dalle 8:30 alle 20:30. Ah, l'estate, il sole che bacia i capelli, il mare. Uff, i capelli. Oddio, i capelli. Basta! No, ferma! Ci pensa Amy Beauty Air. Con il kit per la cura quotidiana di Kerastase, la messa in piega in regalo. 5 prodotti, iniziando con olio e crema nel pre-esposizione, dopo sole con shampoo e maschera e prima di uscire, olio elixir ultime per dare lucentezza. E se ti manca il salone, con l'acquisto del kit, la messa in piega te la regala Amy. Amy Beauty Air. Everybody's perfect. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa, a Tortolì. 0782 62 36 84. Vuoi risparmiare sulla bolletta? Con Porrà Energia è il momento giusto. Installa un nuovo impianto fotovoltaico con accumulo e accedi al 40% di fondo perduto. Sì, hai capito bene, il 40% è a fondo perduto. Richiedi il sopralluogo gratuito a Porrà Energia. Zona industriale Baccasara Tortolì. Infoline 328 137 89 39. Anche WhatsApp. Buongiorno a tutti e a tutte da Federica Melis, ben trovati al secondo appuntamento della mattina con Stella di Cecché, questa volta con il nostro notiziario, le news dall'Ogliastra. Oggi partiamo da Gairo, il gioiello naturalistico di Susi Irboni nel litorale gairese a numero chiuso. Anche quest'anno si conferma la linea per proteggere il litorale con un numero massimo di accessi fissato a 786 al giorno. Mare azzurro, rocce di porfido rosso che incorniciano una spiaggia bianchissima, insomma un patrimonio davvero inestimabile da preservare. Questa è la linea del comune, ma c'è anche una novità: quest'anno ci sarà un ticket, un contributo ambientale riservato però ai non residenti. Nei giorni scorsi è stato approvato il regolamento a maggioranza in consiglio comunale, che segna appunto l'inizio di un nuovo percorso per tutelare Susi Irboni. Ma per parlare meglio del nuovo regolamento abbiamo il piacere di avere in video collegamento con noi il sindaco di Gairo, Sergio Lorrai. Buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti. Sindaco, allora spieghiamo ai radioascoltatori il nuovo regolamento per accedere a Susi Irboni. Sì, allora da quest'anno insomma siamo probabilmente da metà luglio, adesso vediamo gli ultimi adempimenti, quindi la gestione adeguata degli accessi. Ci sarà un contingentamento insomma perfetto, meglio adeguato, perché negli anni scorsi cercavamo di contingentare gli ingressi alla spiaggia, però effettivamente con le risorse umane a nostra disposizione non era semplice, per cui lo facevamo ma in modo non come avremmo voluto. Quindi da quest'anno incaricheremo, ci sarà qualcuno
che si occuperà specificatamente di questo, per cui insomma attraverso una app ci sarà la registrazione online per poter accedere, quindi fino al massimo numero consentito, che è di 786 persone giornaliere, e quindi riusciremo insomma a garantire questo servizio. L'obiettivo era partire, perché comunque è chiaro che essendo la prima volta e comunque non avendo mai fatto il comune di Gairo un'azione di questo tipo, servirà anche un periodo di stabilizzazione, di perfezionamento, quindi partiamo quest'estate sperando che l'anno prossimo sia insomma tutto funzioni al meglio. Abbiamo deliberato in giunta comunale nei giorni scorsi anche il valore del contributo ambientale, perché noi piace chiamarlo contributo ambientale in quanto l'obiettivo non è far cassa ma è garantire per il futuro, per chi verrà dopo di noi e comunque anche per noi, per viverla in modo adeguato, tutelare l'ambiente della zona, in questo caso della spiaggia di Susirboni. Quindi se ci sarà un piccolo... Sì, quindi lei ha detto che quindi sarà attivato un sistema di prenotazione degli accessi tramite app o sito, appunto. Poi ci sarà anche un sistema di controllo, anche perché appunto ci sarà questo contributo per non residenti. Avete già deciso quale sarà questo contributo, la somma? Sì, esatto, abbiamo deliberato in giunta come previsto dal regolamento. Allora, la quota sarà... io l'ho sempre detto e rimarcato anche alla mia squadra, che un comune che si rispetti e comunque persone oneste intellettualmente devono far rispettare l'ambiente, far contribuire chi usufruisce delle bellezze naturali per tutelarlo e renderlo quanto più accessibile e funzionale, però deve essere proporzionale anche ai servizi che riesce a erogare. Certo. Per cui noi partiremo con una quota di 3 euro giornaliere quest'anno, al fine di iniziare a intraprendere quelle iniziative per tutelare la spiaggia e garantire quei servizi minimi di qualità per chi vorrà usufruire del nostro territorio. Chiarissimo. Ci sono novità invece sull'edificio, l'ex resort di lusso che trova nel litorale? Allora, qui noi come amministrazione in questi ormai stiamo arrivando ai 5 anni di amministrazione, abbiamo fatto tutto ciò che ci competeva per garantire il comune di Gairo e poter valorizzare l'arenile, la zona, l'areale, in quanto abbiamo approvato il PUC, che è uno strumento fondamentale per la pianificazione territoriale e quindi anche per il compendio di Susirboni, che ricordiamo ci sono 80 ettari privati, e il pool approvato 2 mesi e mezzo fa, ormai quasi 3 se non ricordo male. Insomma, abbiamo dato tutti gli strumenti, oltre che al comune, anche al privato, per poter sviluppare, per poter decidere come sviluppare, come fare e cosa realizzare sulla base di alcuni canoni stabiliti, nel senso rispettando quello che poi è appunto sono delle linee guida che definite nel PUC e nel pool. Insomma, noi la nostra parte l'abbiamo fatta e ora conto, sono sicuro anzi, che il privato stia lavorando per, se non per direttamente riaprire la struttura, cederla e permettere a qualcuno di investire per dare lustro a questa parte del nostro territorio molto importante, che dovrà, a mio avviso, secondo quello che pensiamo noi, essere il luogo di qualità, nel senso che noi siamo più per la qualità che per i numeri. La spiaggia non è grandissima, quindi ha bisogno di essere tutelata, anche per questo poi ci stiamo muovendo anche come pubblico sulla linea della tutela. E allo stesso modo vorremmo che il privato investa, garantisca ovviamente la propria economia, ma allo stesso tempo sviluppi in un certo modo il nostro territorio.
Benissimo, grazie al sindaco Sergio Lorrai per essere intervenuto e per aver illustrato ai nostri radioascoltatori il nuovo regolamento per usufruire e godere della bellissima spiaggia di Susirboni. Grazie mille sindaco e buon lavoro. Grazie a voi, grazie, buona giornata. Ecco, abbiamo appena ascoltato le parole del sindaco Sergio Lorrai, quindi ha definito tutto il regolamento per accedere a Susirboni, ha parlato anche dell'ex resort che insiste sul litorale e tutte le operazioni che il comune ha fatto per provare insomma a rilanciare l'edificio è in vendita. Noi però andiamo avanti, cambiamo argomento perché il cacciamine Numana da oggi è in perlustrazione nelle acque tra Murtas e Capo San Lorenzo nel litorale di Villa Puzzo nella costa sud orientale. C'è un'ordinanza del circomare di Arbatax per un tratto di mare interdetto per motivi di pubblica incolumità. Al largo infatti sono state istituite delle aree dove è vietata la navigazione, la pesca e la balneazione legate alle attività della nave militare, che è un cacciamine, che dovrà esplorare i fondali con un ROV, ovvero un robot subacqueo, e proprio da oggi scatta l'ordinanza dell'ufficio circondariale marittimo di Arbatax che sarà in vigore sino al 25 luglio. Si legge nell'ordinanza: le unità navali che transitano nei pressi delle zone citate devono prestare la massima attenzione e attenersi agli ordini impartiti dalla nave Numana o dai mezzi minori a supporto di essa. Non è chiaro cosa stiano cercando questa volta. Quel che è certo è che la nave Numana è un cacciamine costiero appositamente progettata per la localizzazione, la disattivazione, distruzione di mine navali. Per appunto queste operazioni l'unità è dotata di un sofisticato sistema sonar che può essere filato sino a 40 metri e di 2 veicoli filoguidati ROV, appunto dei robot, tramite i quali è possibile rilevare e investigare ogni oggetto che giace sui fondali marittimi sino a profondità di circa 600 metri. Solamente il mese scorso la zona era stata interdetta per il ritrovamento di 2 missili, ma sembra che queste due attività del cacciamine non siano legate, perché nell'ordinanza non è specificato che cosa si stia cercando. Quel che è certo è che la zona è limitrofa al poligono interforze di Quirra e quindi sicuramente legato ad attività militari. Andiamo avanti. Parliamo di un bel progetto del Plus Ogliastra che cerca enti del terzo settore e attori indiretti del welfare per una collaborazione mirata a realizzare dei percorsi innovativi di assistenza domiciliare in favore di anziani non autosufficienti. Questo progetto ha l'obiettivo di sperimentare e attuare il LEPS relativo alle persone anziane non autosufficienti, fornendo loro servizi socio-assistenziali volti a promuovere la continuità e la qualità della loro vita a casa propria e nel contesto sociale di appartenenza, quindi con l'integrazione e la sinergia tra adattamento dell'abitazione alle esigenze della persona non autosufficiente, con modifiche strutturali, soluzioni meccaniche, domotiche e tecnologiche, ma anche assistenza sociale domiciliare integrata con i servizi sanitari. Queste prestazioni saranno garantite attraverso la coprogettazione con enti del terzo settore e le manifestazioni di interesse possono essere inviate entro il giorno 8 luglio all'indirizzo pec.protocollo@pec.comuneditortoli.it. Andiamo avanti, ora ci spostiamo a Barissardo dove verrà proiettato sabato un film intenso e toccante che racconta il cammino di un sacerdote ortodosso che nel cuore della Sardegna affronta una dolorosa perdita. Si chiama La vita sopra ogni cosa, storia di un padre ortodosso in Sardegna, e la trasforma in un messaggio di speranza e di dialogo ecumenico tra la comunità ortodossa e quella cattolica, un'opera
un'opera che intreccia dimensione personale e riflessione collettiva, offrendo uno sguardo profondo sull'incontro tra fedi, sulla ricerca di senso e riconciliazione. Verrà proiettato al MAB di Barisardo. La serata sarà aperta dai saluti dell'assessore Maria Francesca Uda con delega al sociale, scuola e cultura. Ci sarà poi Natalia Matusevic, coordinatrice per l'Ogliastra dell'associazione, che porterà il suo contributo con una testimonianza personale di impegno e sensibilità verso i temi dell'accoglienza e del dialogo. L'iniziativa rientra nella rassegna itinerante Gli incontri del cinema per il sociale, promossa da cittadini del mondo. Attraverso alcuni docufilm prodotti da questa associazione si mira a sensibilizzare il pubblico sui temi legati all'identità, all'inclusione e alla convivenza interculturale. Chiudiamo poi con una presentazione che si terrà oggi a Tortolì alle 18:30 nella biblioteca comunale in via Vittorio Emanuele. Si terrà la presentazione del romanzo Maetanna di Sandra Pisano. L'iniziativa, patrocinata dall'assessorato ai servizi sociali del comune, offrirà un'occasione di confronto sul tema del disagio nella prima infanzia e sulla difficoltà del mondo adulto nel cogliere i segnali spesso silenziosi ma significativi che bambini e bambine possono manifestare. Durante l'incontro interverranno Claudia Abate, Loredana Rosa e l'assessora Irene Murru. Le letture saranno affidate a Chiara Porcu e Sandra Vargiu, accompagnate da basi musicali originali composte da Lorenzo Azzeni. Questo è tutto per oggi, ma torniamo domani come sempre con la nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito e grazie alla regia di Roberta Loi.